Beh, io e la mia compagna siamo i due più giovani, poi c'è un signore abbastanza giovane che abita in un altro borgo con due ragazzine cresciute rispetto ai miei due figli, sicuramente sì, sono adolescenti, ecco, e dopodiché ci sono prevalentemente adulti, per non parlare di anziani in pensione chiaramente. Li chiamano i temerari di Fais, quelli che per amore di questi posti non mollano mai. Anzi, come Leonardo e Donatella, le radici le piantano ancora più a fondo, mettendo al mondo Riccardo, che da qualche giorno e dopo 15 anni è diventato il 31esimo componente di questa comunità, aggrappata, è il caso di dirlo, al Col Visentin, e che ogni giorno, a parte quando le nuvole coprono tutto, hanno il privilegio di guardare dall'alto i cittadini di Vittorio ed in genere della piana trevigiana. Il loro è un orgoglio tutto montanaro d'anima, dedicato alla natura, perché se non la ami profondamente, qui non ci rimani. Tutti quelli che sono cresciuti qui nei decenni scorsi sono scesi in quanto nessuno amava il posto al punto da sacrificarsi per andare su e giù ogni giorno. Leonardo e Donatella invece no, loro il viaggio l'hanno fatto al contrario. Avrei preferito inizialmente il Cansiglio perché lo conoscevo meglio, però una volta che ho conosciuto anche questo posto, questi borghi e questi luoghi, me ne sono innamorato. Una scelta di vita per loro e ora anche per Riccardo. Oltre 3 kg, nato a Belluno, è il segno di una montagna che non vuol morire. Ecco perché questa nascita fa notizia in un mondo dove stanno vincendo la comodità e la virtualità. Un bimbo che avrà poco internet ma molti prati, pochi amici ma molto fidati. Ed è un segno, come dice suo papà, che si può fare. Io dico sempre, tutto è fattibile. Nella vita qualsiasi ostacolo si può superare, basta la volontà. E allora, guardando questo orizzonte, queste case immerse nel verde, ma anche i sorrisi sereni dei temerari di Fais, non resta che accettare la sfida che papà Leonardo lancia a tutti i giovani. Oltre al mio contributo sarebbe gradito anche il contributo di altri giovani che venissero a vivere e aumentare la popolazione.